Il merletto di Burano, patrimonio culturale e immateriale dell'umanità. È al via lavorata per chiedere all'UNESCO che questa antica tradizione arte veneziana, conosciuta e amata e rinomata in tutto il mondo, ottenga l'iscrizione nella prestigiosa lista. È questo l'obiettivo della terza Biennale del Merletto, che fino al 2 ottobre prossimo porterà a Burano, isola e patria del Merletto, tanti appuntamenti anche in centro storico. Ad illustrare il programma è stata la responsabile del Museo del Merletto, Chiara Squarcina, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che spiega. Abbiamo dato il via alla terza Biennale del Merletto, che quest'anno ha un unico filo conduttore: la candidatura dell'arte del merletto veneziano a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Ci saranno diverse iniziative fino al 2 ottobre in tutto il territorio, dal Museo del Merletto di Burano fino al centro storico di Venezia. L'intervento poi di Maria Cristina Ribaudi, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, ha annunciato il primo convegno nazionale alla presenza proprio dell'UNESCO, lunedì 20 giugno a Palazzo Mocenigo. Continua in città quell'opera di tutela, valorizzazione e promozione dell'arte del merletto veneziano, un'arte antichissima e preziosa che è simbolo dell'identità e della cultura del nostro territorio. Arte, conoscenza e patrimonio culturale immateriale, itinerario dei saperi e saper fare il merletto in Italia. Questo è il titolo della giornata dedicata al merletto. È un'espressione creativa artigianale unica nel suo genere, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere, ma soprattutto di trasmettere alle future generazioni.